16. E se non essere patetici, eh sì, ho gli occhiali spessi, fatessi, amici che spesso mi chiamano Nessi, indefessi, mi pressano come uno stencil. A Spencer e Teresi, repressi, con grossi limiti, ma imbottiti, di bicipiti, cattivi che invidi, vengono i brividi, se per fare i figli lasciano lividi. Non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vestifone, quindi sono fuori da ogni discussione. No, non mi conoscono ma tirano, le loro non che segno profilo da Sirano. Se sei violento tutti qua dentro ti stimano, se sei mite di te ridono, come dito però, che ma sei come me, perché quando le palle si fanno cubiche, come un kamikaze che si fa di sa che metto fuoco intorno a me. Molto interessante, la mia parte intollerante, che mi rende rivoltante, tutta questa bella gente. A fianco al mio banco un ippopettaro, dici che un tipo è capace per quanti buchi elettorati, lo capisco ma preferisco chiaro. A dischi di artisti muscolosi, orgogliosi dei loro trascorsi meravigliosi, vanitosi ripresi compose da bellicosi, mentre io sono fiacco e do la mononucleosi. Studio in una classe di rissosi, eccitati da globuli rossi, manco fossero belli rugosi. Tieni presente che sono commosso cerebralmente da gesti eccessivamente frettolosi. A 16 anni le opzioni sono due, visto che o diventi pugile o diventi come me, che sono debole, che non ho regole, che ho roba demode, che detesto il cliché dell'uomo che non deve chiedere mai, dato che se non chiedi non sai, dato che adoro Warren e Wine, dato che se mi cerchi mi troverai nel gabbai di un ebrei, ma sappi che se mi provocherai sono guai. Dottor Jekyll diventa Mr. Hyde e t'ammazza ste chi tu corrai. Trovo molto interessante la mia parte tollerante, che mi rende rivoltante, tutta questa bella gente. Cari professori miei, io vorrei che in giro ci fossero meno bulli del cazzo e più gay, più dreadlock e meno Monterey, più Stratocaster e meno DJ. Chiama la strega di Blair che ho un progetto in mente, rimanere sempre adolescente. Io sono molto calmo ma nella mente un virus latente, inclina ad azioni violente. Si sente sempre più spesso che sono un pazzo depresso, meglio depressi che stronzi del tempo me ne fottono, perché non dicono io mi interesso, che si impuri non ci penso. Dunque, tanto il mio destino è stare solo con chiunque, alle bestie regalerò i miei sorrisi, come Francesco d'Assisi pipi cazze lunghe. Trovo molto interessante